Benvenuti, bentrovati, appuntamento dedicato al mondo dello sport, appuntamento dedicato su Caffè TV 24, la nostra emittente che trasmette su tutto il nord Italia, Emilia Romagna e Marche comprese, canale 95 in questo caso per Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma la nostra produzione avviene su www.venetoglobe.com dove trovate tutte le nostre interviste, tutti i nostri reportage e i nostri servizi per l'appunto in modalità on demand. Andiamo ad iniziare ed iniziamo con il calcio. Ieri sera la Coppa Italia è iniziata, scusate il gioco di parole, con la sfida Milan-Napoli che ha visto una bella vittoria del Milan con 2 reti del nuovo centravanti Piatek. Milan che approda così in semifinale, è la prima squadra ad arrivarci. Oggi tocca Fiorentina-Roma e poi Atalanta-Juventus, mentre giovedì Inter-Lazio. Lasciamo la Serie B, ne parleremo nelle prossime ore, nelle prossime giornate. Passiamo alla Serie D che vede sempre l'Adriese al comando, Arzichiampo e Campodarsego ad inseguire e Montebelluna calma e tranquilla in mezzo alla classifica, punti 28 in attesa naturalmente di portare ancora una volta punti a casa, come dice sempre il tecnico Francesco Checco Feltrin. Eccellenza, Girone B, 20ª giornata giocata con alcune novità nel dopo domenica e nel dopo partite. Questa foto che vedete è di Rorato, il tecnico, a questo punto diciamo l'ex tecnico della Liventina. La sconfitta di domenica sul proprio campo per 3-0 contro il Vittorio Falmec è stata giudicata troppo pesante dalla società e quindi esonero per il buon Rorato, che è stato sostituito ieri sul campo dal direttore sportivo Maurizio Costantini, che probabilmente, visto che lui già faceva il tecnico, tra l'altro anche di serie molto più elevate, diciamo che probabilmente potrebbe finire lui la stagione, ma staremo a vedere cosa succederà a Motta di Livenza. Le altre novità arrivano da Treviso, ma Treviso non c'ha il rinnovo per il Tenni, questa è una storia più politica oramai che sportiva. L'amministrazione con il sindaco Conte, con gli assessori hanno detto che questa è una vergogna totale, non si può far cadere così il Tenni, monumento del calcio, perché la Serie B c'è arrivata ed è arrivata per un anno anche la Serie A, e così vedremo, dice, cosa fare. Voglio una squadra che sia gestita, una società che sia gestita dalle squadre magari limitrofe, con una cordata o un industriale interessato alla prima squadra. Questo il calcio Treviso, ma è ancora un pu-parlé. Per quanto riguarda invece il calcio giocato, noi vi stiamo trasmettendo sulla nostra web tv venetoglobe.com la partita, l'ultima che abbiamo ripreso, cioè Eclisse Luparense, terminata 0-0. Andiamo a sentire al D'Agostin, subito dopo la partita, il presidente dei Lupi, il presidente della Luparense, che non era molto contento del risultato, perché è uno, come sentirete, a cui piace vincere. Presidente, forse si aspettava un viaggio qui a Pieve diverso? Beh, comunque è una bella prova di ragazzi, un atteggiamento, uno spirito buono, soprattutto credo, devo fare anche i complimenti ai ragazzi, perché penso che se c'era una squadra che meritava di vincere la nostra, dalle immagini abbiamo visto che forse il gol che ha annullato l'arbitro era regolare, però noi andiamo avanti e penso che questo sia lo spirito e l'atteggiamento giusto che ci vuole per andare avanti. Io dall'inizio che dico che ci sono 4 squadre che possono vincere il campionato e tutte e 4 hanno il 25% di possibilità di vincere, il Mestre, Lia Piave, Sedico e Luparense. Noi siamo là, ce la giochiamo. Tutti parlano che la Luparense deve vincere. La Luparense è una matricola, ha vinto il campionato di promozione l'anno scorso, quindi parliamo piuttosto del Mestre, che l'anno scorso, a quest'ora, l'anno scorso giocava per fare i playoff e poi ha fatto i playoff per andare in Serie B. Parliamo di Lia Piave e Sedico che l'anno scorso hanno fatto i playoff per andare in Serie D, quindi noi ce la giochiamo, anche noi vogliamo vincere e daremo tutto fino alla fine. Quello che mi piace tanto di oggi è l'atteggiamento e lo spirito che ha messo in campo i ragazzi. Mi dispiace solo come premio che non abbiano vinto, perché avrebbero meritato una vittoria, però ci sono ancora 36 punti in palio, quindi noi come gli altri giocheremo fino alla fine per cercare di vincere. Però a lei piace vincere. A chi è che non piace vincere?
A chi è che non piace vincere? Questa è la parola, le parole conclusive del presidente della Luparense. In promozione nel girone D c'è questo giallo, chiamiamolo così, tra Portogruaro e Caorle. 1-1 è finita la partita domenica scorsa e quindi Prodeco Montello con la vittoria netta 4-0, balzato a pari punti in testa alla classifica. Non sarà così perché molto probabilmente Portogruaro Caorle vedrà la vittoria del Portogruaro per 3-0 perché c'è stata un'infrazione su uno sbaglio in alcune sostituzioni da parte del Caorle, quindi tornerà in vetta alla classifica il Portogruaro. Lasciamo il calcio e passiamo al basket. TVB Basket Treviso contro la Fortitudo Bologna a mezzogiorno, l'altro giorno, domenica per la precisione, ha perduto 84-74 e le idee adesso sono quelle di lasciare magari che la Fortitudo vada a vincersi questo campionato e puntare decisamente al secondo posto, andando anche a rinforzare il roster che al momento piange un pochino. Questa sera turno infrasettimanale per la A2 di basket perché al Palaverde alle 20:30 arriva Cagliari ed è imperativo vincere. La Ruker, anche la Ruker Sanve di San Vendemiano nel Trevigiano, questa sera ha il turno infrasettimanale al Palasystem di Saccon di San Vendemiano, affronta la capolista Tiger Cesena. Sentiamo il coach di Orzinuovi, quindi facciamo un passo indietro alla partita di domenica, di sabato scorso, dopo la sconfitta Orzinuovi, un po' a sorpresa, di San Vendemiano. Lui si chiama Saglieri, sentiamolo, molto obiettivo. Venivate da 3 vittorie consecutive, avete sfiorato la quarta o quantomeno il pareggio per portare poi ai supplementari. Ma abbiamo fatto una partita così diciamo a strappi perché non abbiamo avuto continuità, abbiamo pagato molto l'assenza di Bianchi perché non avevamo rotazioni nei piccoli. I ragazzi hanno dato tutto quello che avevano in campo, hanno fatto una partita di orgoglio, una partita importante. Era una partita comunque di buon livello, non ho condiviso il metro arbitrale e le fischiate che non mi sono sembrate adeguate al resto della partita. Però bene, complimenti a San Vendemiano, hanno vinto, noi abbiamo sbagliato, se recrimino sui tanti errori ai tiri liberi, l'unica cosa. Però l'ha detto lei, una bella partita comunque, penso che il pubblico possa rimanere contento. Ma sì, il problema sono i 2 punti che magari dispiacciono di più. Però abbiamo fatto una buona partita, un buon atteggiamento, peccato per i liberi sbagliati perché in una partita punto a punto fa la differenza. Campionato? Campionato è un campionato difficile, è un campionato molto equilibrato, è un campionato dove ci sono 11 squadre per 8 posti ai playoff, lasciamo forse andare Cesena e Faenza che sono le 2 battistrada, però il livello anche delle squadre dietro è buono, tutte si sono rinforzate e diciamo che il mercato cambierà anche tanti equilibri. Bocca al lupo. Grazie a voi. Questo Saglieri, tecnico appunto di Orzinuovi, come avete sentito Cesena una storia a parte e questa sera Cesena la potrete vedere appunto a San Vendemiano nel Trevigiano affrontare la Ruker Sanve. Cambiamo ancora sport, Imoco, questa volta pallavolo femminile, andiamo in casa delle campionesse d'Italia che ieri sera hanno vinto 3-0 nettamente a Bergamo, altra partita importante nel continuare questa fase che porterà a Champions e porterà a Coppa Italia. Ma nel frattempo andiamo a sentire il giudizio di Daniele Santarelli dopo la vittoria di ieri a Bergamo. Una bella vittoria, tenevamo a risparmiare energie perché sappiamo che per noi è un momento molto intenso, ricco di gare, quindi vincere qua e finire 3-0 è per noi molto importante. Devo dire che è stata una bella gara, soprattutto in attacco, abbiamo attaccato con percentuali molto alte, siamo contenti della prestazione, abbiamo fatto rifiatare qualche giocatrice che per noi è essenziale in vista della Final Four di Coppa Italia e quindi cercheremo di arrivarci a meglio e devo dire che questa vittoria ci fa ulteriormente piacere in vista di quella Final Four. Avete sentito questo scivolare Final Champs di Champions che è successo, che è capitato a Santarelli, speriamo sia di buon augurio naturalmente per vedere anche ancora una volta l'Imoco giocarsi la possibilità di una Champions League anche quest'anno come lo scorso anno a Bucarest dove eravamo presenti. Andiamo a sentire quello che è stato la giornata di ieri, questo turno infrasettimanale. La Lega femminile, eccola qui il servizio.
Nell'anticipo della 18ª giornata di Samsung Volley Cup, l'Imoco Volley Conegliano si impone per 3-0 sul campo della Zanetti Bergamo. Coach Daniele Santarelli, in vista delle Final Four di Coppa Italia, mescola un po' le carte e schiera Löw al posto di Fabris e Folì al posto di De Cruyff. Sestetto classico invece per coach Bertini, che conferma Giulia Carraro in cabina di regia. Il primo set è molto divertente e combattuto. Le squadre giocano punto a punto fino alla fine, con contigui sorpassi e controsorpassi. Alla fine le Pantere hanno la meglio, con il punteggio di 25-23. Il secondo parziale è un monologo giallo-blu, con Volosh e compagne che archiviano in modo rapido la pratica, chiudendo il set 25-17. Gli errori in battuta sono il tema principale dell'inizio del terzo set. Alla fine saranno 6 per Bergamo e 5 per Conegliano. Nonostante la follosità, il set è in bilico fino agli ultimi punti, tanto che per concluderlo c'è bisogno dei vantaggi che danno ragione alle Pantere, per 27-25. Grandissima prestazione per la ex Miriam Silla, che mette a referto 12 punti con l'80% di positività in attacco. Ottima anche la centrale Anna Danesi, autrice di 12 punti, di cui 3 muri. Le ragazze di Conegliano saranno impegnate sabato prossimo 2 febbraio a Verona per le Final Four di Coppa Italia, mentre la Zanetti Bergamo tornerà al Palagnelli nell'anticipo di sabato 9 febbraio contro la Banca Valsabbina Millennium Brescia. E allora, ha già spiegato tutto questo servizio di quello che sarà e di quello che succederà nelle prossime giornate per quanto riguarda l'Imoco. E allora lasciamo Treviso, Imoco, Palaverde e torniamo a Conegliano. Pallavolo sempre, femminile, si sta viaggiando con tanto entusiasmo dopo la vittoria in campionato di Serie D contro Susegana nel Team Spes Conegliano, che è in testa al campionato, e sabato prossimo 2 febbraio alle 21 alla Zoppas Arena affronterà il Vigonza Volley, attualmente al terzo posto in classifica. Noi saremo in diretta streaming su YouTube e sul web www.venetoglobe.com. Sentiamo però l'intervista a Marica Serafin, che è il preparatore atletico delle squadre del Team Spes. Siamo con Marica Serafin, qui si lavora perché il tuo compito è quello di farle lavorare. Di farle lavorare, di farle crescere da un punto di vista fisico, di farle star bene prima di tutto e soprattutto in queste fasce di insegnare la didattica degli esercizi in modo che poi quando arriveranno in prima squadra, ma già dall'Under 18, Under 20 eccetera, si possa fare una vera e propria costruzione fisica. Abbiamo parlato all'inizio dell'anno, siamo quasi a metà, come sta andando? Sono molto contenta perché non è facile, soprattutto io adesso parlo per la parte fisica, far capire alle ragazze che è importante, perché in sala pesi tutte vengono, diciamo, normalmente malvolentieri perché c'è fatica fisica, non c'è il divertimento della palla. Però devo dire che sto vedendo in tutte le squadre sempre maggiore attenzione a questa parte, una continuità, ragazze che comunque sono sempre presenti e devo dire che anche dal punto di vista fisico sono molto contenta dei primi risultati. Pare che poi anche al di là della pallavolo, anche su altri sport si è ribadito il fatto che una preparazione fisica importante preserva da molti infortuni anche. Assolutamente, se pensiamo, pensiamo 15 anni fa, 20 anni fa gli atleti a 30 anni smettevano, 32, adesso ormai atleti più di 40 anni, 41, 42, 43, in tutti gli sport ci sono, quindi... Potresti dire? Sì, adesso aspetto qualche promozione, poi rientro. Stavamo parlando anche con Cristina Barcellini, quindi abbiamo già insomma i primi rinforzi, non scherziamo naturalmente. Questa prima squadra? Prima squadra sta dando molta soddisfazione, una squadra in crescita. Io ti dico, dal punto di vista fisico è cresciuta moltissimo, stiamo gestendo bene gli infortuni che sono poi normali e soprattutto ho visto con alcune atlete un grosso miglioramento, anche quelle che sono nella fase proprio di crescita dove si può chiedere molto. I risultati stanno arrivando anche da un punto di vista tecnico, è bello vederle giocare e quindi dai, speriamo che tengano botta, superiamo il periodo adesso che è un po' sempre duro, no? Questa parte dell'anno con le stanchezze croniche, però siamo fiduciosi e contenti. E allora buon lavoro. Grazie a voi.
Buon lavoro a Marica Serafin e a tutto lo staff della Team Spes Conegliano. Chiudiamo con la Benetton Rugby, dopo il 17-17 contro l'Ulster, adesso c'è un po' di riposo, c'è la nazionale in mezzo, c'è il 6 Nazioni, ci sono i giocatori, tanti della Benetton che faranno parte della nazionale, 2 intanto giocatori, Morisi e Brex, hanno rinnovato ancora una volta per quanto riguarda il loro apporto alla società Benetton Treviso Rugby. È tutto per il momento, noi ci fermiamo qui, vi lasciamo, vi auguriamo una buona giornata e ci rivediamo domani, canale 95 Caffè TV 24 e web tv www.venetoglobe.com.